E buona giornata dal TG1. In apertura il nuovo appello del presidente Napolitano sulle riforme da Verona, dove è in visita il capo dello Stato. Invita a non sprecare questa legislatura. Facciamo le riforme, dice, discutiamone e realizziamo quelle effettivamente necessarie. Sentiamo l'inviata Simona Sala. Lo spazio anche temporale c'è, il clima è favorevole, fare le riforme insomma con la necessaria condivisione, dice il capo dello Stato, si può, si deve. Dobbiamo entrare in una fase riformatrice senza disperdere le occasioni. Io davvero sento molto perché la conclusione di questa legislatura parlamentare e anche la conclusione del mio mandato di Presidente non dobbiamo trovarci di fronte ad una legislatura sprecata per le riforme. Riforme, insomma. Gli incontri di questi giorni col ministro Calderoli e con Violante, autore di una bozza di riforme condivisa nella scorsa legislatura, e qui a Verona l'accoglienza calda del neogovernatore Zaia e del sindaco Tosi, leghisti impegnati da sempre per il federalismo che, afferma Napolitano, va fatto proseguendo con la valorizzazione delle autonomie, sempre in un quadro di indivisibilità e unità della nazione italiana. Fin qui dunque il nuovo appello del capo dello Stato e il